Torniamo con una notizia scottante sul Napoli che sta facendo scalpore in rete, cogliendo tutti di sorpresa. Guardate un po', uno dei nostri guerrieri in campo potrebbe essere in procinto di partire da un momento all'altro. Ma prima di approfondire questa notizia bomba, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale di notizie, perché stasera abbiamo la notizia che il Napoli sta già cercando un potenziale sostituto per mantenere il fuoco acceso nel nostro attacco. Il presidente Aurelio De Laurentiis è determinato a ricostruire una squadra solida dopo un anno difficile. Alcuni giocatori che sono stati determinanti per la conquista del titolo nella scorsa stagione potrebbero essere sacrificati a causa delle loro prestazioni inferiori a quelle di quest'anno. De Laurentiis ha già iniziato questo processo di rinnovamento con l'arrivo di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, proveniente dal consiglio di amministrazione della Juventus. Per quanto riguarda lo staff tecnico, sono in corso trattative per trovare la persona giusta per guidare la nostra squadra. A proposito di squadra, sembra sempre più certa la partenza di Piotr Zielinski verso l'Inter, così come la possibilità che Victor Osimhen esplori nuove strade. Ma attenzione, questo potrebbe cambiare completamente l'aspetto del nostro attacco. Secondo il Mattino, David Khira si è candidato a diventare il nuovo partner d'attacco. Una mossa che potrebbe significare il licenziamento di Giovanni Simeone se dovesse arrivare un'offerta importante, visto che il club vede nel centrocampista marocchino, attualmente in prestito al Frosinone, un degno successore di Zielinski. Commentate qui sotto, tifosi. Cosa ne pensate di questa possibile partenza? Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutte le notizie e i trasferimenti del Napoli. Alla prossima, sempre Forza Napoli!